Adesso vi presento subito la seconda gradita ospite. Guardate chi è arrivato, Caterina Bellandi, detta zia Caterina, tassista benefica. Buongiorno e ben arrivata. Ma che bella che è zia Caterina, ma che colorata che è zia Era Caterina. in tema con tutto questo colore, credo che fosse necessario onorarvi con un poco di colore, un poco di rumore, un poco di scompiglio, un poco di ritardo. Noi abbiamo un poco di tutto che fa un po' di troppo. No, no, il troppo fa sempre bene, meglio troppo che poco, io sono dell'idea. Allora, zia Caterina, si presenti. Chi è zia Caterina per chi non la conosce? Zia Caterina è un divenire, è come ognuno di noi un cammino che porto al collo con questa conchiglia che ricorda appunto chi lo ha percorso il cammino di Santiago. Sono una pellegrina sulla terra che desidera camminare in pace con chi incontra, un pezzettino di strada, avere il tempo. Ho notato queste belle 3 sveglie che ricordano che il tempo è un dono prezioso da spendere in maniera attenta. L'attenzione è la cosa che è venuta dall'esperienza della morte. E qua possiamo capire perché io sono così attenta oggi al tempo, che era per me invece una cosa che lasciavo magari scivolare come quasi tutti. Oggi il tempo per me è un'espressione d'amore. Quindi arrivare in ritardo è perché avevo un'emergenza. Io devo attenzionare le persone che mi fermano per strada. Se io le dimentico o le lascio scorrere è come se io avessi fatto un torto a quel famoso buon samaritano che tu incontri per la strada e che prima di travolgere devi ascoltare. Ma perché è successo questo? Allora, conosciamo la storia di zia Caterina. Te la devo raccontare? Certo che è qui apposta. Hai 2 parole perché il tempo è tiranno. Allora, 2 parole, questo che la vita è un dono prezioso perché? Perché ha un termine sulla terra, ma non in cielo. Io ho vissuto l'esperienza della morte da giovane con il mio compagno, che era un tassista. Straordinariamente meraviglioso, mi ha insegnato come si fa a morire. Sono morta accanto a lui la prima volta. Forse ero già morta prima con la nonna, forse ero già morta col primo pesciolino rosso, ma non lo sapevo. La prima volta consapevole è stata morire accanto a Stefano. Stefano aveva 39 anni, era un tassista e aveva già conosciuto la morte attraverso la morte della propria fidanzata. Queste storie le leggete tutte su un libro perché è difficile poi riassumerle. Certo. Cioè, Stefano aveva accompagnato alla morte la sua fidanzata a 20 anni, dopodiché si è ammalato anche lui dopo 20 anni di tumore. Quindi mio fratello dice: Caterina, ho detto taxi e un porta mica bene. È un taxi che raccoglie storie, che le vuole però assolutamente portare a qualcosa di buono. Quindi Stefano nasce dalla morte della fidanzata e genera vita a questo taxi nuovo che io porto con grande orgoglio da 20 anni. Io guido il taxi di Stefano che nasce appunto dal dolore della sua perdita e dalla perdita poi di ciò che noi abbiamo incontrato via via. Io dico noi perché Stefano è rimasto sul taxi. Dico perché non sono riuscita ad arrestarmi, guardate che belle foto, vedo delle immagini che scorrono. Non sono riuscita ad arrestarmi, ad affermarmi. Perché? Perché non sono io che guido, è semplice. Quando mi ferma la polizia glielo dico chiaro, è Stefano che guidava, l'infrazione l'ha fatta lui e la sua invisibilità lo rende ancora più credibile. È qui, ma lei non lo può vedere. Allora, dal dolore, però, da un dolore anche profondo, si può arrivare a portare anche un sorriso, zia Caterina? Si deve. Si deve provarci, è un esercizio, io mi alleno tutte le mattine perché il dolore più profondo è, più mi dà la consapevolezza che io devo fare qualcosa per chi rimane su questa terra. Faccio un respiro perché stamattina mi sono svegliata con una fantastica telefonata, zia, mia figlia è morta. Come prendi questa cosa? Io sapevo che questo poteva succedere, i miei bambini possono nascere nel cielo e noi seguiamo molte persone che hanno patologie importanti, ma quando ti svegli la mattina con le lacrime di una mamma non è così semplice mantenere la stabilità. Ecco, per me è un dovere farlo oggi in nome di sua figlia. Perché? Perché io le avevo promesso eternità a questa mamma quando l'ho incontrata, le ho detto io non ti lascerò mai e adesso non mi posso permettere né di andare in burnout né di sclerare né di non esserci. Quindi per me oggi combattere per lei, non dirò il nome perché nessuno ancora non è ufficiale, io non posso permettermelo. Io sono innamorata della morte, quello che ha fatto con me nella voglia di essere viva. Ieri sera abbiamo fatto una bella testimonianza, c'erano tante persone carinissime, tra cui un padre, Don Roberto, che
che a un certo punto era scettico all'inizio. Devo dirvi, a volte questo aspetto un po' così rivoluzionario potrebbe sembrare una penalizzazione, perché è difficile credere a parole così profonde quando tu vedi tutto il contrario. Tu sei bellissima, ma c'hai dei capelli tremendamente rossi. Perché sono tremendamente rossi. A me piaci, Ecco, a me piaci, sono capito? sono fuoco, zia Caterina. Sei fuoco che vuole essere fuoco, come la famosa Caterina da Siena. Se voi sarete ciò che dovete essere, metterete fuoco nel mondo. E lei lo ha ammesso, dottoressa della Chiesa, morta a 33 anni, anoressica, la famosa santa. Cioè, vogliamo essere fuoco per chi incontriamo? E l'incontro che cos'è? È un incontro che siamo io, te, in lui. Quindi oggi questa morte è io, te, in loro. Zia Caterina, cos'è l'accompagnamento del lutto? Questo lutto tremendo che abbiamo sentito dalle tragiche parole di questa mamma che ha perso la figlia e ha chiamato zia Caterina. Perché? Perché c'è un qualcosa che zia Caterina dà e questa mamma lo sa. Ecco, il sostegno, il supporto in un momento tragico che forse trovi più con un estraneo che delle volte con un familiare. Prego. Perché non è parola. Non è parola, è promessa mantenuta. Io ti dico che non ti lascerò, quindi io non la lascerò. Adesso sono qua e ho detto sono mortificata che non posso venire a trovarti. Io te lo volevo dire, lei insisteva a dirmi, io te lo dovevo dire e io ho insistito, io non posso venire. E lei mi ha detto non importa, io però te lo dovevo dire. Mi viene i brividi perché questa è forza? Perché lei sa che io se fossi stata lì avrei fatto qualsiasi cosa, ma non posso, ho degli impegni ai quali non devo mancare, ma la prima cosa che farò sarà andare da lei appena sarò a Firenze. Perché io non dovevo salutarla, sua figlia, io sua figlia la amo e non la saluterò né la perderò perché sua figlia è qua, è nei miei supereroi, è insieme a me, quindi quando io dico a un bambino metto il super sul suo avatar, metto per sempre e io farò qualsiasi cosa perché lei sia cosciente di questo. Cioè ci sono delle cure che si chiamano palliative, noi tutti sappiamo cosa sono e quando ti vengono proposte a volte nelle famiglie dove non ci sono grandi lussi uno si domanda lo devo fare? Devo non pagare il mutuo per pagare questa cosa? E allora noi interveniamo in quelle cure palliative. Ecco, io intervengo, aiuto, faccio questo, io l'ho fatto 3 giorni fa, sapendo benissimo quello che andavamo incontro, perché era una cosa che avevamo già fatto, avevo già visto, però io mi sono adoperata per sostenerla, lei sa che io non la mollerò mai, ecco cos'è la verità, per sempre, io sarò accanto a te per sempre, come una mamma non diventa mai non mamma, sei mamma di un bambino in cielo. Il per sempre e la promessa mantenuta. Io ci sarò, la prima cosa che farò quando sarò a Firenze sarò da te. Lei lo sa e sa che lo farò. Allora, zia Caterina, come hai vissuto questo dramma di questo piccolino che è stato ritrovato? E dobbiamo dire veramente che lassù qualcuno lo seguiva, ecco, era assieme a lui, gli ha tenuto compagnia, parliamo di 21 mesi, ecco, 2 notti da solo, però ma parli non era da del solo. Mugello, il nostro, certo, che poi è al Meyer. Certo, è al Meyer. Secondo cioè il credere che qualcuno ci sia, questo angelo custode che era seduto vicino a questo bambino e che lo proteggeva. Uno può crederci, non crederci, io ci credo e credo veramente che avesse un angelo custode meraviglioso che stava accanto a lui. Cosa dici, zia Caterina? Noi abbiamo una favola sui troll del bosco. Il bosco non è per niente un luogo solitario, è un luogo dove si impara a guardare con gli occhi ciò che è nascosto alle persone che vedono solo con gli occhi del cuore. Il bambino ha sicuramente visto oltre, quindi non c'erano dei mostri ma c'erano dei fantastici troll. Noi abbiamo storie che raccontiamo ai bambini. La nostra disegnatrice Karin Engman è svedese e in Svezia il bosco è questo, quindi questo bambino si è sicuramente ha cominciato a vedere questi troll nel bosco e si sarà addormentato tra le braccia di qualcuno e quella foglia che cadeva non era il terrore ma era semplicemente un abbraccio di un'invisibile presenza. I nostri bambini non muoiono, io lo dico sempre, sono nati nel cielo, quindi in effetti anche la mia bambina è nel cielo e quindi sarà accompagnatrice di qualcun altro. Mi vengono i brividi a dirlo perché gli adulti queste cose non le pensano e le dicono ma non le pensano, ci guardano con sospetto e anche quelli che entrano in chiesa, sai, a volte si dimenticano queste cose. Tu risorgerai però non ci credono. La Pasqua non è una festa ma sembra la festa delle uova, non è la festa delle uova, è la festa della vita nuova. Allora se tu credi all'invisibile e all'impossibile. Io penso che in quel bosco quel bambino non fosse solo, no?
aveva qualcosa di grande che lo ha collato. E forse qualcuno gli cantava la canzone di zia Caterina. Andiamo a sentirla. Assomiglia al personaggio di una favola, scrivo frasi di speranza su una nuvola. Mi riconosci dal sorriso e dal cappello, dai bracciali, le collane e dal mantello. Guido un taxi, il più bello di Firenze, Milano 25 accorcia le distanze, animato dai ritratti dei supereroi. Guarda bene, ti ci riconoscerai. È la vita che cambia percorso, un abbraccio che ti resta sempre addosso, l'allegria di un fiore dopo che ha piovuto, una corsa che ti lascia senza fiato, ti porta a fare un giro sulle nuvole, a mangiare una torta con le fragole, afferrando con un salto l'infinito, toccheremo insieme il cielo con un dito, nuotando nei colori dell'arcobaleno. Se ci credi con un soffio tornerà il sereno, mano nella mano in un giro tondo, faremo battere il cuore del mondo. Mi sentivo un palloncino senza filo quando il mio destino mi ha ripresa al volo. Una luce nuova è apparsa sul mio viso, al dolore gli ho risposto col sorriso. E se mischi un po' di vero con la fantasia, diventerai più forte di ogni malattia, superando la paura col coraggio. Non è importante la meta ma il viaggio, è la meraviglia di una mongolfiera, è una storia ogni giorno un po' più vera, come il mare tra le onde e i cavalloni, il tuo cielo che si riempie di aquiloni, ti porta a fare un giro sulle nuvole, a mangiare una torta con le fragole, afferrando come un salto l'infinito, toccheremo insieme il cielo con un dito, nuotando nei colori dell'arcobaleno. Se ci credi con un soffio tornerà il sereno, mano nella mano in un giro tondo, faremo battere il cuore del mondo. Ogni bimbo che soffre uno scrigno, che custodisce un'immensa ricchezza, il segreto dell'intero universo, il respiro che ci passa attraverso. Nei loro occhi tutti i sogni che ho anch'io, sui loro volti il ritratto di Dio. Lo riconosco perché sono sua figlia, loro la cosa che più gli somiglia. Ti porta a fare un giro sulle nuvole, a mangiare una torta con le fragole, afferrando con un salto l'infinito, toccheremo insieme il cielo con un dito, nuotando nei colori dell'arcobaleno. Se ci credi con un soffio tornerà il sereno, mano nella mano in un giro tondo, faremo battere il cuore del mondo, mano nella mano in un giro tondo, faremo battere il cuore del mondo. E allora? Allora ti accompagnerò oltre le tue paure. Non ti volterò le spalle. E questo è l'amore. Per Pinocchio sono la fata turchina. Ma tu chiamami zia Caterina. Bellissima, bellissima zia Caterina, bellissime parole, bellissime immagini, dolore e allegria, che però diventa un connubio meraviglioso, un'esplosione di gioia quando arriva zia Caterina. Prego.
E tutto questo grazie a cosa, no? Io mi domando spesso come io possa riuscire a reggere questa fatica, Io ho un grande amico, mi sono innamorata molto. A volte ne ho paura a dirlo, però io sono molto innamorata. Ho fatto un cammino che in verticale, a volte non uso nemmeno il nome, però io sono tanto innamorata di quello che è un cammino di certezza. Ecco, io sono diventata oblata a San Miniato attraverso un cammino di fede, ma la fede, puoi chiamarla Maometto, Buddha, Allah, non è necessario, l'importante è che tu sia coerente a ciò che credi. Io sono innamorata di una parola che si fa gesto, che si fa fatto, quindi seguo una serie di padri spirituali, tra l'altro a Padova ieri sera c'era Don Gigi Verdi, che tutti conoscete, che è straordinario, a Romena, che ha un bellissimo gruppo di preghiera e un gruppo di aiuto per i genitori che perdono figli. Non seguo solamente Don Gigi Verdi, seguo Bernardo, io sono benedettina, quindi padre Bernardo Gianni a Firenze, abate di San Miniato al Monte. Ho questi amici che hanno un grande amico, sì, hanno un grande amico invisibile e presente, che si fa presenza. Ecco, io ho questa forza, la trovo lì. Allora, zia Caterina, un lavoro immane, sacrificio, fatica, però ripagato da vedere un po' di sollievo nei volti di questi genitori colpiti da queste tragedie, che se non ci fosse veramente un qualcuno che li accompagna in un percorso che non finirà mai, un percorso difficile, cambia la vita, cambia il modo di pensare, il modo di vedere. Io ho parlato con delle mamme che dicono non sono più la stessa, io ho anche altri figli, però io sono un'altra mamma, ecco, io amo questi miei figli, però continuo a amare sempre quello che non c'è più e una parte di me se n'è andata con questo figlio che non c'è più. Ecco, riportare serenità a questi genitori, cosa vuol dire per te, zia Caterina? Vuol dire intanto non dire che se n'è andata, è semplicemente in maniera diversa, visibile. Come un ragazzo lo puoi chiamare un disabile o invece una diversità che è una unicità. Cioè non è una mancanza, è una presenza diversa. Sono d'accordo. Io parlo di questo alle mamme, cioè io sono completamente matta per molti, però sono riuscita a diventare Fiorino d'Oro, ambasciatrice della Toscana della solidarietà, perché sono diventata credibile. Abbiamo presentato il libro a Firenze, c'era il presidente, c'era il sindaco. E la mia fragilità è diventata una cosa che non è così grave, perché sicuramente è la fragilità umana, è quella che ci rende liberi. Io adesso sono una donna dopo 20 anni libera di essere ciò che sono, fragile, piccola, diversa, un poco dislessica, difficoltà, perché no? Ma forse è una mamma che sei amata proprio per questo, zia Caterina, perché dentro di te ci sono tutte queste doti che fai fatica a mettere assieme. Tu sei riuscita invece a riunirle tutte con te, questo tuo entusiasmo, questo tuo amore si vede dai colori, da come ti muovi, da come parli, da questo sorriso che riesci a portare comunque e dovunque. Io le vivo con le mamme, sono un grande strumento di insegnamento, cioè una mamma, più di una mamma, nessuno ti può insegnare, più della portatrice del proprio dolore. Ieri per esempio, noi ero a Martellago, bellissimo, ci sarà un evento oggi in memoria di una persona speciale al golf, quindi bello, chic, tutte le persone chic, ma io mi sentivo meno chic, a un certo punto mi sono resa conto che il cimitero è proprio alle porte del golf e faccio una chiamata alla moglie. Era al cimitero, tu dimmi se no, io le chiamo Dio incidenze, sono fantastiche, io mi sentivo a disagio tra la gente chic in piscina, vestita tutta così, strana, e ho detto, ma davvero posso venire a trovarlo, il Tony? E siamo andati, e allora abbiamo preso la scala, perché poi delle cose strane, alle volte ci sono delle situazioni così strane, non c'è verso neanche vederlo, perché è altissimo, ci vuole la scala, e chi ci guardava, noi ridevamo come matte, perché il Tony avrebbe riso ovviamente di vedere quella col cappello, il mantello, i palloncini che volevano andare a fare la foto sulla sua lapide, no? Ed era talmente bella come scena che ho fatto ridere anche lei. Io ero a casa e poi ho pensato, vedi come nella vita è un sliding door, no? C'è una visione leggermente diversa, un metro di differenza. Le persone che ignorano la sofferenza dell'altro esattamente sulla piscina meravigliosamente in riposo, e poi il cimitero accanto con le lacrime, e le ho unite.
Le ho unite in quel momento perché ho creato quel piccolo ponte e le persone che erano al golf si sono rese conto di cosa avevo fatto e erano felici di vederci. Eravamo state a salutare e a onorare Tony. Cosa vuol dire questo? Come si trova energia e come si dà? Con la verità, con la trasparenza. Io mi sento più adatta al cimitero che al golf, ma è evidente perché al cimitero c'è il mio amore, mi sento a casa, lo posso onorare, noi andiamo con i panettoni, con i palloncini per Natale, per Pasqua. Diciamo che tra le persone che era la mia vita precedente, io ho un pochino meno da dire a volte, perché il mio cuore è un cuore che ha bisogno di esprimere quello che ha dentro, la verità che è la sua fragilità, la sua paura. Io sono consapevole che è un'emergenza la mia vita, no? Chissà questi morti, zia Caterina, avranno detto finalmente che arriva qualcuno che sorrise, meno male, che palle con tutte queste tragedie, queste lacrime, finalmente un po' di colore e sorriso. Io lo penso, noi facciamo questi percorsi con i bambini proprio all'ospedale, sono stata in un posto molto bello vicino a Milano e abbiamo perduto una bambina, io non l'ho conosciuta, Gioia, era Gioia, quando sono andata al cimitero tutte le bambine le ho messe in fila, un, due. E ho visto che i genitori sono rimasti un attimo, no? Perché forse non erano abituati a questo corteo con palloncini che va sulla tomba. E poi i bambini si sono divertiti e tu sai che un genitore quando rendi felice il figlio si spalanca il cuore. Ho visto un attimo di incertezza e poi via. Mi viene i brividi perché i bambini forse per la prima volta erano gioiosissimi e felicissimi di stare al cimitero. E hanno visto in maniera diversa anche questo luogo di tragedia, di pianti, di urla. Ma noi l'abbiamo onorato, lo onoriamo in maniera diversa e tutti i giorni della mia vita io onoro la morte, la onoro con la vita però, la onoro con la forza dell'urgenza di essere vita. Io mi sono innamorata della vita proprio dal fatto che ha un termine sulla terra, ma che se tu credi nel tempo vero, buono, quel tempo non ha termine. Ma non sono forse tutti i bambini che tu hai accompagnato, ecco, in questi percorsi, che sono dentro di te, che ti danno questa energia, questa bellissima energia positiva che ti fa vedere il sole, ti fa vedere proprio i colori più belli che abbiamo, ecco, forti, colori vivaci, colori che i bambini amano, perché i colori, quando vediamo i disegni dei bambini, sono i colori che porti tu, Caterina. Ogni morte è come se fosse la mia morte. Oggi sono morta un pezzettino stamani. Sono contenta di essere morta perché stasera festeggerò. Però sono morta con lei e sono certa che lei è dentro di me. Sai che questa bambina è stata curata per una cosa che non era quella? E non dico l'ospedale perché non è un ospedale o l'altro, è la disattenzione di un medico che ha detto io non mi ero mai trovato nella condizione di dover fare un errore così grave, mi scuso, però 3 mesi di cura per una cosa invece è un'altra. Attenzione, la morte deve portare la consapevolezza di essere attenti, attenti alla guida, attenti nelle vostre missioni, attenti come maestri, insegnanti, attenti come medici. Se una persona sta male, provale tutte, guardale tutte, falli fare tutti gli esami e se costa di più all'ospedale è un costo che deve essere messo in... Avete sentito quando ho detto a zia Caterina che i bambini sono dentro di lei, danno questa energia, lei si è commossa. Perché si è commossa? Perché è di una sensibilità unica. Dietro questo colore, questa donna meravigliosa, c'è una sofferenza immane che lei ha provato di trasformare e sta cercando di aiutare a queste mamme, a questi papà, questi familiari, di superare queste tragedie, proprio cercando di diventare alto, di portare energia, questi figli dentro di loro che tutti hanno, che non li abbandonano mai, che però devono diventare energia positiva, devono diventare colore, devono diventare proprio gioia. È molto difficile, non è un percorso che lei ha fatto semplicemente e in poco tempo, però è riuscita ad arrivare a questo e le famiglie lo sentono, questi genitori che la chiamano. La prima cosa, questa mamma ha perso la figlia, ha chiamato chi? Zia Caterina. Ecco, l'importanza di sapere che c'è qualcuno che può ascoltarti nella maniera giusta. Cosa dici, zia Caterina? È un onore, capisci? Io non sono mamma. Il dolore più grande dopo la morte è stato il fatto di non essere mamma. Insisto su questo perché il dono più grande che una donna può esprimere è la maternità. Anche tu non sei mamma e quindi noi ci prodighiamo per il prossimo.
Però questo fatto, ecco, di non essere mamma, per me è importante stare accanto ad una mamma, quindi mi ha fatto un privilegio a concedermi l'opportunità di esserle accanto. E quando una mamma si confida con te, ti dona quella sensazione di empatia come se un pochino fossi mamma. Oggi sono morta con lei, cioè muoio con la sua figlia, perché muoio come madre, muoio come... E questa cosa mi dà la forza però di dire ho una missione da portare, perché in effetti posso capirla, ma io posso fare anche qualcosa per lei, perché non sono completamente lei, in umiltà. Ecco, questa cosa di non essere completamente l'altro, ma di entrarci molto molto vicino, ti concede di essere più lucido, perché quando sei dentro vai nel panico, no? Io posso aiutarla in un pochino di... Lei si fida di me, quindi sa che io le farò fare cose belle che l'aiuteranno. Quando ti ho detto al cimitero ho fatto quella cosa, sono rimasti un attimo, però si sono fidati perché sono molti anni che seguono quello che faccio e quindi di tutto sommato si poteva rimanere a vedere cosa succedeva. I bambini si sono lasciati conquistare, quindi ecco, una mamma è questo per me, è una guida straordinaria, e lo dico a tutte le mamme del mondo perché questa maternità, questa carne che si fa carne è il dono che Dio ha messo nella donna, e questo dono va onorato con la maternità, e quindi io lo dico perché è il dono della vita che la donna porta. Allora andiamo a vedere il prossimo video di zia Caterina e poi lo commenteremo assieme. È eccessivo quello che io sono, ma è eccessivo quello che hanno visto i miei occhi. Il mio nome è Caterina Bellandi, ma in arte sono zia Caterina. Adesso andiamo a prendere Gianvito. Lo andiamo a prendere a Riva con l'autobus da Pisa, andiamo a fare una chemio veloce, poi mangiamo la pizza e lo riportiamo in albergo. Ho cominciato a fare la tassista, sia regolare che irregolare. Ci sono persone che pagano con il denaro perché hanno solo quello, ci sono persone che hanno molto di più da darti e da dirti, e queste famiglie con bambini ammalati possono scambiare le loro vite, e alla fine della corsa non c'è un importo ma c'è una conoscenza. Guarda che so. Cos'è? Cos'è? Oh! Visto che è arrivato! È il topolino natalizio! Stare insieme per me con i bambini che vanno in ospedale significa sapere cosa desiderano fare, cosa pensano, cosa sentono. La gente quando mi vede passare, vedendo con gli occhi, pensa che sei fuori come un terraccio, come qualcosa che non esiste nella realtà. Se conoscono la magia, sorridono e pensano: ma che meraviglia, esiste qualcosa di straordinario. Allora, abbiamo visto queste immagini bellissime, zia Caterina, questi bambini ammalati che poi ce la fanno. Lui è guarito, qualcuno ce la fa, Gianvi questo è guarito. Ecco, e salutiamolo anche. Amore, sì. la mia Puglia, sì, fantastica, la mamma è bellissima, è una bellissima famiglia, hanno un altro figlio e sono venuti adesso per un controllo, grazie al cielo il bambino sta molto bene, quindi sono molto contenta. Zia Caterina, cosa chiedono i bambini quando ti vedono? Ma io credo che rimangano stupiti, perché anche loro non sono abituati a vedere la parola che si fa gesto, e io insisto su questo perché vedono il clown che però poi l'abito lo toglie, la follia H24 non la vedono, e rompere gli schemi non lo vedono, e con me questo è possibile. Quando il genitore riesce a mettersi in gioco davvero, lascia che guidino i bambini, quindi i bambini si sentono autorizzati a guidare un po' il taxi, a guidare un po' la zia, a guidare i loro desideri, e sanno che io sono lì per esaudirli. Però se il genitore non gli dà il là, questo non è possibile, quindi deve essere il genitore che autorizza il bambino ad essere quello che è. E qui torniamo su un'altra cosa, come dovete essere ciò che dovete essere, come dice Santa Caterina. Perché? Perché se no non sarete genitori, non darete la vita. Non vuol dire che se tu non sei stato un calciatore devi far fare il calcio a tuo figlio, o la ballerina, o se non hai avuto soldi devi fare soldi. Un bambino può benissimo diventare un prete e fare il missionario, oppure può avere un gusto sessuale leggermente diverso, ma non è che lo puoi fare verde perché lui la pensa in maniera diversa, ecco, diciamo. Anche perché se è nato così, cosa si può fare? Io faccio tantissime unioni civili. Ecco, abbiamo Alessandra da Mestre. Ciao Alessandra. Ciao carissima Mirella e buongiorno alla tua carissima ospite. Allora, la tua carissima ospite è il nome della mia mamma, intanto, e questa è una premessa.
perché la vita è sempre un ciclo ed è una ruota. Allora, io penso che la signora non ha bambini come non li ho io, ma amiamo tutti i bambini, perché non abbiamo l'egoismo di una mamma e allora possiamo amarli tutti indistintamente. E quindi io sotto questo profilo mi permetto di dire che la capisco e condivido. Occorre un grande sensibilità oltretutto a fare un lavoro, non un lavoro, è un piacere fare una cosa di questo genere, perché significa assorbire anche la sofferenza altrui e saperla metabolizzare ed aiutare gli altri. Non è una cosa da poco, questa signora fa una cosa grandissima. Lei regala i sogni ai bambini e non c'è niente di più straordinario che regalare i sogni a un bambino in sofferenza. Lei fa una cosa immensa. No, carino. Sì, perché occorre una grande forza d'animo, bisogna essere strutturati per sopportare una cosa del genere. Non è così semplice, non è facile poi il dolore è immenso su certe cose, soprattutto quando si tratta di bambini. Guardi, io ho perso la mia mamma di cancro, quindi non sono così che non conosco la sofferenza, perché io l'ho accompagnata nel suo viaggio per 10 anni, un amore immenso. Quindi capisco. Buona giornata. Grazie. Cara la nostra Alessandra, la nostra opinionista. Però ecco mi permetto di dirti una Prego. cosa, Alessandra, non sono sola e non sono strutturata, sono destrutturata da ogni persona che incontro. Cioè io condivido il mio dolore oculatamente con chi posso. Purtroppo la prima persona che ho incontrato stamattina è stata la mia che mi ospitava, e quindi Giulia Maria, e lei si è subita tutte le mie lacrime, il mio dondolio quasi da persona poco sana di mente. E salutiamo Giulia Maria, che è anche una mia carissima amica, veramente. Secondo me si è spaventata, ecco. a un certo punto ha detto l'ho persa, avrà pensato l'ho persa. Cioè, e io ho questa fortuna di poter condividere con persone che poi si fanno portatrici di questo messaggio, di questa missione. Quindi si innamorano di me proprio perché si innamorano del mio dolore, e non sono per niente sola, e sono molto, è vero, occorre però non una forza, ma la fragilità di ammettere che da solo non ce la fai e la possibilità di condividere. E quindi stamattina lei si è presa tutta questa ondata, dopodiché è stata consapevole del fatto che non avremmo mai dovuto mancare né fare tardi, e ha fatto così, mi ha aiutato, mi ha fatto vestire, siamo partite. Non l'ho fatto da sola questa cosa, l'ho fatto insieme a persone che ogni volta il Signore, o chi per lui, noi le chiamiamo Dio incidenze, nel nostro libro le chiamiamo Dio incidenze, si palesano. Cioè, dove potevo essere? Se dovevo essere a Firenze sarebbe stata difficile, perché l'avrei vissuta in presenza. Il Signore mi ha dato questa occasione di viverla da lontano con persone che potevano aiutarmi, e quindi Sai, zia Caterina, io tanti anni fa ho ospitato Tara Gandhi qui a Treviso, la nipote del Mahatma. E passeggiando con lei si parlava, siamo andati a visitare l'hospice, abbiamo visto delle realtà anche terribili. E quando io gli ho detto, mamma mia, ma perché cadono tutte queste tragedie, questa sopportazione? E lei mi ha detto, guarda che le tragedie vengono sopportate dalle persone forti. Le persone sono nate, come sei tu, mi ha detto, con le spalle forti, perché qualcuno ha deciso che tu dovevi sopportare certi dolori e certi pesi, e ce l'avresti fatta. Ecco, io penso che zia Caterina, ecco, quelle le parole di Tara Gandhi, che questa energia positiva che lei dice, la trasmetti, si sente, io la sento, sia anche di zia Caterina. Lei trasmette positività, questa energia forte che lei riesce, quando passa, quando guarda, quando parla, a trasmettere a queste persone tristi, insicure, terribilmente depresse. Prego, zia Caterina. Però io continuo a dirti che io la raccolgo questa energia ogni tappa, no? Perché Certo. sono una pellegrina? Perché il pellegrinaggio ha il senso che non si fa tutto il percorso insieme, ma ne facciamo un pezzettino ogni mattina con ogni persona, e poi ti rincontri, la meta è la stessa, quindi non pretendi che la persona ti accompagni tutto il viaggio, ed è bellissima questa cosa. Questo vuol dire che ogni volta che incontri qualcuno non è casuale, e che quell'incontro ti rigenera. Quindi io non sono forte, io sono resa forte dall'incontro. Io
in lui, cioè quel cammino fatto in apertura fa sì che al momento giusto arriva la persona giusta, e se tu la sai riconoscere non sei tu che hai la capacità, è proprio l'universo che ti manda la possibilità che tu lo diventi in quel momento. Se tu avessi pensato di trovarti nel posto giusto non ci saresti riuscito. Avviene questo miracolo, che è il miracolo della vita, il miracolo dell'amore, il miracolo dell'infinito. Quando tu apri il tuo cuore tu ti trovi esattamente nella posizione giusta di che l'universo sente il tuo bisogno e risponde al tuo bisogno, con quella persona, con quel momento, con quella Dio incidenza, cioè Dio, l'universo si fa a terra, come tu ti fai cielo, perché tu diventi quel tutt'uno. Noi lo siamo, noi parlavamo ieri di quantistica, questa meravigliosa, io sono ignorante, non ho neanche studiato, non ho fatto l'università né niente, ma la quantistica mi ha fatto innamorare, perché? Perché è questa energia che c'è tra me e te e voi, e non c'è niente, c'è il quanto, cioè io arrivo a te attraverso questa cosa che non è vuoto, è pieno, quindi se io lo so, io la onoro e attendo che arrivi a me con apertura invece che chiudere. Tu pensa alla malattia che è chiusura, che tu ti rincarti su di te, no? Questa energia che poi si blocca il tumore è spiegato anche così, come una energia che chiudendo batte sempre lì, crea la massa. Questo io non ho studiato, però invece quando l'energia fluisce, quando l'energia arriva, tu ti fai veramente un canale, e quando sei canale sei vita. Ma questa è una realtà che io ho scoperto perché non l'ho studiato, quindi quando mi è salito un ingegnere che mi raccontava cos'è la quantistica, ho detto io sono quantica, a me piace la quantistica perché... E sai cosa ho scoperto? Che quando ci sono quelle persone bellissime che fanno la PNL, loro sanno tutto, arrivano lì e fanno, io ti farò dire quello che vuoi. E io respiro e faccio se ti facessi avvicinare. Allora, zia Caterina, io vorrei che tu adesso vedessi questo servizio con me e poi ti farò la domanda. Andiamo a vedere l'assassino le ultime ore. Andiamo a sentire e poi vediamo cosa dice zia Caterina. Volevo qualcosa che appartenesse a lei. Parole agghiaccianti di una folle lucidità. Fabrizio Biscaro in un istante ha cancellato la vita di Elisa, l'ha barbaramente uccisa a sangue freddo, poi le ha tagliato l'orecchio che ha messo assieme al coltello dentro uno zaino. Meno di 24 ore per una tragedia senza un perché. Tutto ha inizio la sera prima, il 34enne come ogni giorno va al lavoro, timbra ma dopo mezz'ora esce. Il suo stato psichico probabilmente è già alterato. A pranzo rientra a casa ed è l'ultima volta che lo vedono i genitori. Fabrizio nel pomeriggio sale in auto ed inizia la sua corsa verso una follia che lui non può più controllare. Prima da un tabacchino acquista una cinquantina di gratta e vinci per 200 euro, poi entra in un supermercato ed acquista un coltello lungo di quelli per tagliare il pane, una lama di una ventina di centimetri, poi di nuovo alla guida della sua Polo nera. Raggiunge la zona del Vittoriese, poi si dirige verso la Feltrina, trascorre la notte in macchina e la mattina entra nel parco dell'Isola dei Morti dove compie il massacro. La sua rabbia, dice, era cresciuta e voleva uccidere qualcuno. Il suo nome è Elisa. La vittima aveva parcheggiato nello stesso posto la sua 500, poi si era sdraiata a prendere il sole. Lui l'ha colta di sorpresa da dietro, un vero agguato. Un primo colpo l'ha fatta cadere dalla sdraio e poi ha infierito almeno una decina di volte. Le grida disperate di aiuto sono state sentite da due passanti che sono accorsi, troppo tardi per Elisa, ormai agonizzante. Fabrizio ha compiuto il suo massacro. Poco dopo si è presentato alla caserma dei carabinieri. Sono stato io, le prime parole. Ora spetto agli investigatori accertare i suoi spostamenti e rispondere a domande che per ora non hanno una risposta. Sono aspetti che stiamo verificando, quelli degli spostamenti di queste ore che hanno preceduto questo episodio efferato, così come stiamo approfondendo anche la personalità di questo soggetto, sempre d'intesa con il Procuratore della Repubblica, a cui cercheremo di fornire un quadro più possibile completo di questo episodio che purtroppo si è palesato in tutta la sua drammaticità. Si indaga, si cerca di capire, rimangono degli aspetti da chiarire. Davvero Fabrizio, come ha detto, non conosceva Elisa? Non l'aveva mai vista? L'ultimo sguardo di Elisa è stata verso di lui, verso quella persona armata e senza pietà. Ora si trova in carcere a Treviso, sorvegliato speciale per evitare conseguenze o reazioni di altri detenuti. A terra, sul Piave, quel sangue difficile da cancellare e da dimenticare.
Prima di commentare questo servizio con zia Caterina abbiamo Giovanna da Padova. Ciao Giovanna. Mirella, la signora che avete in studio mi piace molto e con la sua sensibilità e mi ha portato a chiamarvi. Allora, se volete vi dico una poesiola sulla vita che è un dono. Certo Giovanna. Allora, Matteo, la vita è un dono, è quel mistero che ci fa sentire curiosi di vedere il bel visino di un bambino. Così, quando si sente pronunciare "aspetto un bambino", ecco che gli occhi di tutta la terra si sgranano dalla meraviglia. Matteo, anche per te c'è stata tanta meraviglia. Ti troverai circondato dall'amore di mamma e papà e dei tuoi cari fratellini Martina e Alberto, che accarezzando il pancione di mamma ti stanno aspettando impazienti per regalarti il loro affetto. E in mezzo a noi ci sarà un altro bel bambino. Grazie Giovanna, bellissima anche questa poesia, come tutte quelle che hai letto quando ci hai chiamato. Ne dico un'altra, in fretta. Prego. Sempre del miracolo della vita. Giulia, il miracolo della vita si è compiuto ancora. Ed ecco che il cielo si è tinto di rosa. Un bisbiglio di stelle e trombe angeliche dicono: è nata Giulia. Una scia rosa si prepara a portare su questa terra una tenera bimba per donarla a mamma Barbara e papà Riccardo, che amorevolmente l'accolgono con lacrime di gioia, adagiandola in una morbida culla. E adesso, in mezzo a noi, ci sei tu, Giulia, e tutti ti diciamo grazie di esistere. Ma che bella, questa la dedichiamo alla nostra Maria Giulia Dotto anche, che è bellissima e sensibilissima. Cosa dici zia Caterina? Grazie, grazie Giovanna di cuore, grazie. Giovanna, bravissima, mi chiedo scusa se ero leggermente distratta perché stavamo ricevendo una diretta, una videochiamata da un nostro supereroe e magari la possiamo farla, certo. Perché la poesia è l'espressione dell'anima e a me piace, io non sono un poeta però l'ascolto volentieri quando come te, ecco, ti muove. In questo momento però lei stava facendo una diretta, cioè una videochiamata e quindi magari è carina questa cosa, non lo so, vuoi? È bellina. Facciamo, vediamo. Tiziana, eccola mio amore! Ciao! Cara mia tesoro! Ciao! Bella la mia Super Tizi, ragazzi abbiamo in diretta Super Tizi, bellissima, da Tor Vaianica. Amore mio, lei è Super Tizi, guarda qua, guarda, ha 2 figli. Caterina, la regia, zia Caterina mi dice che se non stai ferma non riescono a vedere niente. Come fanno a vedere Super Tizi? Tizi, Allora. siamo in diretta, siamo a Treviso. Ciao! Questa è sua figlia Lucia. Bella! Prendo in mano così? Esatto. Sei in TV, siete in TV bambine, ciao zia! Ciao, ecco, allora lei è Lucia, la più grande, la mamma è Super Tizi, cerca la Super Tizi, è Wonder Woman, Super Tizi, bianca, super è bellissima, baby, la trovi? Sì, la trovo. È bellissima, Eccola qua, Super Tizi! Con la sua bimba Lucia, e Nunzia dov'è? È al mare, tesoro, ti voglio bene. Senti, è arrivata Lucia? È arrivata la tua sorella? Anna? È arrivata Anna? Non si sente. Chi è che è arrivata? Non ho riconosciuto la persona che era accanto a te. Dina, scusami, sono Rinco. Un bacio grande. Quando ci vediamo, Tizi? Presto. Ciao, ciao. Ci vediamo presto, Un grande abbraccio da tutta la Sveglia Veneti. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Che dici, Tizi? Ciao, amore, ti vede tutto il Veneto. Vengo presto, va bene, amore? Un bacio grande. Cara. Un bacio Ciao. grandissimo. Ti voglio bene, tanto tanto. Tutta l'energia del Veneto è per te, va bene? Tutta quanta? Tutta quanta per te, per Super Tizi. Ciao amore.
Ecco, abbiamo fatto questa videochiamata in diretta per portare un po' di allegria. Dopo tanta sofferenza, come avete visto, delle volte ci lamentiamo perché ci alziamo col mal di testa o male un ginocchio, mentre guardate cosa c'è all'interno degli ospedali, nelle case, questa sofferenza che però viene mitigata da questa zia Caterina che con questa energia formidabile riesce a strappare ai sorrisi anche in situazioni veramente drammatiche. Tizi non chiama mai e non fa mai videochiamate, ed è ultimamente perché appunto, come vedete, non è che sta tanto bene. Ha 2 figlie, Lucia e Nunzia, quindi noi seguiamo bambini ma anche adulti che hanno figli a cui spiegare cosa sta succedendo. E l'esperienza di Tiziana è straordinaria perché è vicina di casa di Super Lavi, che oggi sta facendo la chemio, 13 anni, il 15 di luglio. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo semplicemente camminare insieme, diventare amici, fare poesie, fare cose belle, celebrare la bellezza, celebrare la vita, noi che possiamo alzarci la mattina e dire beh, è fatica, fa caldo, ma tutto sommato posso scegliere come vivere questo giorno. Zia Caterina, abbiamo visto le immagini drammatiche di questo assassino, di questo ragazzo che ha ucciso brutalmente questa ragazza che stava prendendo il sole. Ecco, il momento anche di rilassamento, che è arrivato alle spalle, che l'ha coltellata, poi gli ha tagliato anche l'orecchio perché non bastava, la follia non finisce mai. Ecco, a questi genitori che hanno perso questa figlia in modo così violento, incredibile. Tu vedi uscire tua figlia al mattino, ciao mamma, vado a prendere il sole, mi rilasso un po' e non la vedi più. Come si può parlare, zia Caterina? E cosa vorresti dire a questi genitori che spero tu un giorno incontrerai? Di avere compassione di questo ragazzo. Lui è stato privato della sua infanzia, probabilmente. Io ho compassione perché mi viene i brividi al pensiero di quello che lui avrà subito. Per arrivare alla follia che lui ha espresso ci deve essere stato un tormento reiterato negli anni, e penso che questo siamo responsabili noi, società che ha prodotto il Covid, perché secondo me ce lo siamo un po' prodotti, che non abbiamo reso possibilità alle persone di guarire e di essere amate. Questo è il frutto della nostra società. Io a loro chiedo di adottare questo figlio. Hanno perso una figlia, adottano lui e aiutano le persone come lui a guarire e a non essere abbandonate perché non risucceda a qualcun altro. Allora io direi al nostro regista Andrea Basso di far rivedere a zia Caterina proprio cosa dice il papà dell'assassino, perché dobbiamo da queste parole imparare forse ad agire, a comportarci in maniera diversa. Non lo so, perché ha rovinato 4 famiglie. Mia figlia abita a Salisburgo, noi qua, mio figlio è là e la ragazza che non c'entra niente. Andrà ai funerali della ragazza? Non so quando sono. E lei come sta? Più dormito? No, no. Sempre là. Passano le ore, si aggiungono dettagli inquietanti, aumentano gli interrogativi e il caldo torrido qui in via Posmona col San Martino diventa una cappa di dolore. I balconi socchiusi sembrano quasi trattenerlo. Mario fuma nervosamente, sa che il gesto di suo figlio ha segnato un solco ancora più drammatico nell'esistenza di un'altra famiglia. E cosa si sente di dire ai genitori di Elisa? I genitori cosa vuole? Sono sulla stessa situazione nostra, forse anche più grave da loro. Ma per il momento non posso andare da loro, perché ho finito a luna di notte a Valdobbiadene, poi sono crollato, no, mia moglie poi. Mario torna poi con la mente a martedì, l'ultimo giorno prima del massacro di Moriago. Il martedì è andato al lavoro e è ritornato all'1:30, ha mangiato, poi noi siamo andati via, fino a portare via del materiale. Quando sono ritornati non c'era più. Ho provato a telefonare, niente da fare, abbiamo fatto denuncia. Sono andato il mattino successivo in azienda e mi hanno detto guarda che è andato via alle 7:30 del mattino senza dire niente. Poi ha telefonato all'agenzia interinale che si era licenziato. Eppure, spiega sempre Mario, quel lavoro in un'azienda vicino gli piaceva anche perché era arrivato dopo una serie di delusioni in ambito professionale, ma il disagio di Fabrizio era profondo e si era sedimentato nel tempo. In un caso aveva anche tentato il suicidio. L'ho fermato
L'ha fermato lei quindi? Sì, sì. Che cosa le aveva detto? Le aveva promesso che non l'avrebbe fatto Non più? l'avrebbe più fatto, sì. Invece poi ha fatto l'altro, purtroppo. E anche adesso, nel momento più duro, Mario continuerà a essere padre in attesa di un momento di verità. Non posso avere sensi di colpa, cosa vuole che colpa posso avere? Perché è il mio figlio, però per il resto abbiamo fatto tutto il possibile prima, faremo anche adesso. Starete ancora dalla parte di vostro figlio? Sì, perché è sempre il nostro figlio, no? Però bisogna vedere perché cosa dirà. Ci vuole parlare a quattro occhi? Sì, io lo guardo negli occhi. Non ci siamo, io l'ho detto prima che ho... Allora, zia Caterina, abbiamo visto un servizio drammatico che avevamo visto anche prima, però bisogna continuare a vedere e a sentire queste parole di questo padre. Ecco, io mi sono soffermata, zia Caterina, sulle ultime parole. Adesso lo guarderò negli occhi, e io ho detto forse è troppo tardi quando guardi questo figlio negli occhi, forse dovevi farlo prima accompagnato da qualcuno che ti faceva veramente guardare questo figlio nella maniera giusta. Ma è il frutto della nostra società, stiamo correndo tutti tanto. Noi stiamo inseguendo falsi miti, il denaro, la sicurezza, la casa. Adesso dobbiamo tornare ad amare. Questo figlio forse non si è sentito amato, ascoltato, capito, accolto. Chissà quali tragedie ci sono nella famiglia, appunto dal padre e dal nonno. Questo dobbiamo appunto farcene un carico. Io ho compassione di questo e chiedo a loro, a chi gli può star vicino, di aiutarli, perché queste sono persone che sono vittime di se stessi, capisci? Sono vittime che poi fanno vittime alla società, però la società le deve prendersi carico di persone che invece di stressarle con la fatica ulteriore, questa è gente che lavora dalla mattina alla sera, che non ha mai guardato in faccia suo figlio, ma non perché non aveva neanche il tempo, non è stato educato a farlo, per questo l'educazione nelle scuole, per questo l'educazione al sentimento, per questo noi che non abbiamo figli, noi, e dico, dobbiamo spenderci, per quello chi è un pochino più fortunato deve aprire le porte, andare a vedere ed aiutare. È troppo facile dire io sto da questa parte e loro sono quelli che hanno sbagliato. Io sono responsabile di loro, non ho avuto figli e devo occuparmi di quelli che hanno figli e devono lavorare, devono mantenere la casa, magari hanno altri figli. Cioè è un problema anche pratico ormai, perché veramente la vita è stressante per tutti, per mantenere quel poco che vuoi avere. Però questa è la società che ci impone queste cose, perché se noi dessimo a nostri figli la possibilità di essere un missionario, un visionario, un artista diverso e lo sostenessimo, allora potrebbe avere avuto vita lui, una vita normale. Non l'ha avuta perché probabilmente doveva essere un operaio e non era contento di esserlo, ma poteva fare un'altra cosa, avrebbe potuto fare qualche altra cosa se suo padre l'avesse guardato negli occhi prima? Allora abbiamo l'ultima telefonata per zia Caterina, poi la salutiamo. Abbiamo Luigi da Padova. Ciao Luigi. Saluto, buongiorno anche all'ospite. Insomma, noi siamo colpevoli di tutto quello che ci succede attorno. Non è così. Noi facciamo la nostra parte, cara signora. Facciamo la nostra parte e la facciamo nella nostra famiglia con i nostri figli e forse abbiamo la fortuna di avere dei figli sani che non hanno deviazioni mentali. Abbiamo istituito per queste deviazioni mentali, abbiamo istituito dei centri sociali, abbiamo istituito degli psichiatri, psicologi, eccetera, che costano una fortuna al sistema sanitario nazionale. Dove sono? Abbiamo chiuso i manicomi perché era giusto chiuderli, perché erano dei lager. E tutta questa gente che ha dei problemi dov'è? Anch'io ho avuto un nipote che si è suicidato. Io pensavo che fosse forte, ha avuto 2 lauree, si è fatto una tesi di 360 pagine, mi ha sorpreso, pensavo che fosse forte, invece era fragile, ma nessuno mi ha detto che questa persona era fragile. No, il compito è di chi è vicino a queste persone, di chi ha studiato, ne sa una pagina più di noi, e invece sono assenti, hanno studiato, ma noi siamo un caso. Pronti? Via. Buona giornata, vi saluto.
Un abbraccio Luigi, un abbraccio da questo urlo proprio di dolore che hai detto e hai fatto sentire con questa telefonata. Io penso che il compito è di Caterina. tutti noi, no, il compito è di tutti noi fortunati che non sappiamo. Io non l'ho studiato e quello che ho fatto l'ho fatto con l'amore, con la passione. Io non sono una psicologa, eppure a volte posso stare accanto a una persona e sostenerla nel silenzio. Basta guardarsi negli occhi, come tu hai detto tu, prendersi per mano e un abbraccio e dire io non capisco cosa sta succedendo, però io ti accolgo. Lo può fare uno psicologo, una persona preparata, ma anche una semplice persona di Dio. Io voglio diventare una donna di Dio senza né arte né parte, non sono specializzata, non mi specializzerò in niente, ma se diventerò una donna di Dio, Dio sarà in me, Dio saprà cosa fare attraverso di me, io arriverò a voi semplicemente con quello che arriva attraverso di me. Non è necessario essere grandi psicologi, dottori o ricchi o potenti o avere tempo libero, devi essere un uomo di Dio, una donna di Dio, e questo è quello che io auguro a voi tutti, e io per me stessa voglio diventare una donna di Dio, è l'ultimo sogno che ho. E con queste parole noi ringraziamo e salutiamo Caterina Bellandi, detta zia Caterina, tassista benefica, per aver appunto dedicato questo suo tempo prezioso qui con noi questa mattina come ospite a Sveglia Veneti. Grazie zia Caterina e veramente buon percorso. Grazie. Prego. Lunedì se venite ci fa piacere a Treviso, ci raccontiamo, ci incontriamo, ci confrontiamo. Dove? A Treviso. No. Loggia dei Cavalieri a Treviso, lunedì a che ora? Vi offriamo anche un flutto di bollicine. Lunedì 8:45, Loggia dei Cavalieri con zia Caterina a Treviso. Grazie, grazie zia Caterina, grazie a Maria Giulia Dotto e ci rivedremo presto. Pubblicità.